Terza posizione a un solo punto dal Leonzio, mentre ha ceduto nella corsa per la promozione la San Giuseppese. Biancoazzurri vittoriosi sulla Strea, una squadra già retrocessa ma che ha tenuto duro di fronte agli uomini di Conticchio. Ne è venuto fuori un risultato di misura con una prodezza del solito Caputo. 8 punti nelle ultime 5 partite la dicono lunga intanto sullo stato di salute della squadra lucana, che sta dando il meglio di sé nella parte della stagione che più conta. La possibilità di una promozione è sempre più vicina e ascoltiamo Germano Iannella al microfono di Franco Di Piero. Ma noi ci crediamo tutti, così come anche il pubblico. Noi da parte nostra ce la mettiamo tutta e ce la metteremo tutta, sperando in qualche passo falso del Leonzio per consentirci almeno di arrivare allo spareggio. E domenica prossima a Catanzaro, una partita delicata ma non difficile. Allo stesso tempo il Leonzio andrà a Formia, dove il Matera è passato nel precedente turno, e non si tratterà per i siciliani di un compito agevole, tutt'altro.